Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Vis-à-vis Mestre. Siamo anche oggi qui, un altro lunedì mattina, in compagnia appunto di questo bellissimo appuntamento che è legato appunto a Mestre Mia. Siamo in diretta streaming con la pagina Mestre Mia appunto in Facebook, per cui ci potete trovare in qualsiasi momento, anche adesso in diretta, ma poi anche la puntata verrà ovviamente registrata, per cui avrete modo di vederla anche nei giorni a seguire. Siamo molto contenti perché la trasmissione ovviamente va molto bene, abbiamo avuto dei bei risultati anche con gli altri ospiti e questo ci fa molto piacere. Ringrazio ovviamente il presidente di Mestre Mia, Andrea Sperandio, che sta seguendo anche la diretta, e anche c'è oggi la presenza della vicepresidente che la saluto, salve, grazie, e quindi sono onorata di avere anche questa presenza in più. Ringraziamo ovviamente chi ci ospita, che ogni settimana, ogni lunedì ci dà l'opportunità di usufruire di questo bellissimo spazio nel contesto del centro di Mestre, appunto in Palazzo Donatello vicino al centro Candiani, che è appunto la C Mestre. La C Mestre che, devo dire, questo è il secondo anno che noi appunto ci proponiamo con questa trasmissione appunto vis-à-vis con Mestre, e che attraverso appunto, che ringrazio ovviamente chi ce lo permette, ovviamente il presidente Stefano Serena, Andrea Colis Baraglini e poi Andrea Settimo, che Matteo Settimo, mi sbaglio sempre, è Matteo Settimo, appunto, che ci danno l'opportunità di usufruire di questo spazio. Ricordo ovviamente che noi facciamo parte di questo importante contenitore che è Mestre, Cultura e Sport, e oggi diciamo che parleremo non soltanto, oltre che di cultura, perché c'è anche un bel libro di mezzo che dovremo poi analizzare e vedere insieme con l'autore, parleremo anche di un po' di scienza, anche di salute, attraverso uno dei più importanti oculisti, oftalmologi appunto che abbiamo nel nostro territorio, ovvero la presenza del dottor Diego Ponzin. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità. Grazie, per noi è un onore per Mestre Mia, un onore anche per me di poterla conoscere personalmente. Presidente della fondazione appunto della Banca degli Occhi del Veneto, e poi oltre a questo ovviamente lei è anche appunto dicevamo oculista, oftalmologo, è anche chirurgo, immagino, oppure no, quella è un'attività che ho dovuto interrompere. Ok, e allo stesso tempo si dedica, quando ha, non so come faccia, comunque quando nel tempo libero si occupa anche di scrittura, ma anche di musica, perché ho visto un po' curiosando di qua e di là che lei suona il basso in un gruppo che si chiama, aspetta, che Motorcycle Mama, giusto? Sì. Ecco, quindi questo le fa onore, perché mi piace l'idea di, insomma, noi che siamo sempre i medici, oppure queste figure, no, sempre un po' chiuse nei loro studi medici, eccetera, invece l'idea di immaginare innanzitutto, la scrittura quella magari ci sta, ma lei vederlo suonare il basso, però succede, sì. Non tanto, ma insomma succede. È una cosa che hai scelto per passione, ma anche per divertimento. Ma sì, ma è una cosa che dura, insomma, da una vita. Ah sì? Sì. Ah, ok. Suoniamo dall'età di 16-17 anni. Sì. Ah, perfetto. Quindi con uno della band ho fatto l'asilo. Ah, quindi proprio praticamente una band consolidata. Sì, di fratelli quasi. Ma dove vi esibite? Scusi se riesco da questa. Ma nei peggiori posti della provincia. Ok, ho capito. Di Padova soprattutto. Ah, di Padova? Siamo stati anche. Sì, perché siamo padovani. Anch'io sono padovano. Ecco. Qualche volta abbiamo fatto anche qualche escursione con il Mestrino. Nel Mestrino, vi siete allargati un po', più nel padovano. Va bene. Senta dottore, quindi volevo chiederle, prima di parlare perché ovviamente nella pubblicità si è annunciato appunto il dialogo legato appunto a questo bellissimo libro, che è molto, molto bello, molto intenso, sono 10 racconti, però hanno un legame importante, però ne parliamo dopo, perché prima io vorrei che lei, visto che abbiamo la possibilità di averla qui, parlasse di questa importante realtà che è la fondazione appunto della Banca degli Occhi del Veneto, perché io credo che sia, insomma, una delle cose che siano meritevoli del nostro territorio, anche perché ha un riconoscimento sia a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Che cosa fa la banca, la fondazione per appunto la Banca degli Occhi? Che cosa fa? Tante cose. È una domanda interessante. Allora, Bene. è nata
principalmente per risolvere il problema del trapianto di cornea e quindi della disponibilità di tessuti. Questa è stata l'idea iniziale, soprattutto di chi l'ha fortemente voluta, che è stato il professor Giovanni Rama, che lavorava nell'allora ospedale Umberto I di Mestre, ospedale che adesso non c'è più. La Fondazione Banca degli Occhi ha fatto questo compito con tenacia e direi anche coerenza, e oggi il Veneto è una regione che in Italia direi che ha il primato della donazione dei tessuti oculari, ha ottimi numeri anche per quanto riguarda i trapianti e soprattutto la cosa che è importante, diciamo, una cosa di cui è utile essere consapevoli, il Veneto ancora aiuta almeno altre 15 regioni italiane nell'attività di trapianto. Quindi in Italia circa 6 trapianti su 10 sono fatti con tessuti donati dai veneti. È un bel tema questo. Vuol dire che il territorio insomma ha una sua ormai rete di solidarietà ma anche di professionalità, perché se siamo riusciti a mettere insieme questi risultati è stato perché c'è una rete di professionisti negli ospedali dove vengono le donazioni che è efficiente e ci aiuta a individuare i donatori e a far partire il meccanismo, diciamo così, della donazione. Sì, infatti la Banca degli Occhi contribuisce proprio a raccogliere le cornee che vengono donate, sì. E le analizza, le conserva soprattutto e poi oggi anche le prepara. Le prepara esattamente per poi essere pronte per il trapianto nei vari appunto, centri o ospedali. E poi voi anche supportate quella che è la evoluzione della ricerca scientifica su questo tema importante e fate anche molta formazione per quanto riguarda medici e ovviamente sanitari che sono legati sempre a questo ambito dell'oftalmologia, dell'oculistica. Sì. Quindi un lavoro a 360 gradi. Sì, abbiamo cercato di interpretarlo in questi termini. Riuscendo poi a ridare la vista magari a chi magari o rischiava o anche proprio cieco, voglio dire. Dov'è il limite lì? Cioè, nel senso, dove riuscite ad arrivare? Il limite può essere dovuto a declinato in un vario modo, diciamo così. Ci può essere un limite, c'era, legato alla disponibilità del tessuto per il trapianto. E questo direi che a livello nazionale, se non è risolto, è quasi risolto. Poi l'Italia ha ancora una situazione un po' a macchia di leopardo, c'è una certa eterogeneità, perché la sanità sapete bene che è regionalizzata, è l'unico ambito in cui sia stato realizzato un vero federalismo, può piacere o non piacere, però insomma ci sono delle discrepanze, delle situazioni a macchia di leopardo, però insomma un cittadino in Italia trova la risposta. Esistono però altre sfide, esiste il tema della diagnosi e di individuare bene il percorso di cura ideale, perché non tutte le malattie della cornea possono essere trattate con il trapianto. Una cosa importante che abbiamo imparato a cavallo fra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo secolo, o anche millennio, è che alcune malattie non erano trattabili con i trapianti e quindi abbiamo capito perché delle popolazioni di pazienti fallivano e non trovavano una risposta, e questo è una cosa importante perché non fare è importante tanto quanto fare a volte. Sì, perché si rischia magari poi di avere delle conseguenze peggiori. E quindi siamo entrati in questo tema in modo importante in due modi: da una parte con un centro ricerca, quindi abbiamo una struttura che fa ricerca in modo permanente, abbiamo un gruppetto di 12-14 ricercatori, e questa era una cosa che è andata, direi, anche oltre alle visioni iniziali di chi ha voluto la Banca degli Occhi. E poi ci siamo anche messi in gioco dal punto di vista dell'assistenza diretta, quindi abbiamo un centro clinico dove vediamo persone che hanno gravi problemi di vista, sempre da noi in Padivio Rama. E queste persone sono prevalentemente mandate da altri specialisti, quindi
è un centro, diciamo così, di riferimento, non è un centro aperto in modo diretto al territorio. Ovvio, sì. Perché è molto importante, cioè ci sono delle popolazioni di pazienti che hanno bisogno di sforzi particolari sia in termini diagnostici che poi eventualmente terapeutici. Quindi il tema della donazione e del trapianto è stato messo insieme al tema della ricerca, che è stato indispensabile per seguire poi le evoluzioni dei trapianti, perché oggi i trapianti sono diventati, il trapianto di cornea è declinato in modo diverso, anche chirurgicamente è diventato un intervento. Infatti volevo chiederle è cambiato quanto è cambiata la chirurgia oculare negli ultimi anni. È stata stravolta in modo completo. Proprio per le innovazioni che ci sono state appunto nel settore. Sì, il principio anche... è semplice, anche se la realizzazione è stata complessa. Quando io sono entrato in questo mondo, quindi all'inizio degli anni 90... Le chiedo anche, scusa, perché ha scelto oftalmologia e oculistica? Oftalmologia l'ho scelta e l'avevo messa nel mio percorso degli studi di medicina perché ho una sorta di rimpianto, amore, di perversione per la fisica e la matematica, che sono cose che non ho mai approfondito bene, ma che mi sarebbe piaciuto. Sì, che magari in un'altra vita. Vabbè, c'è un sacco di fisica della luce. Giusto della rifrazione. È incredibile quanto le strutture dell'occhio rispondano a leggi della fisica che sono complicatissime. E quindi non si capisce se le leggi c'erano prima dell'occhio o l'occhio è arrivato dopo. Non si capisce niente. Darwin diceva che c'era fatica a spiegare come l'evoluzione avesse potuto realizzare l'occhio, che è una cosa così pazzesca. Ma vabbè. Questo è stato un po' questa ansia, diciamo così, questo fascino che avevo. Poi però ho conosciuto per caso, ed è stato veramente un caso, il professor Rama. È stato un incontro casuale, come tanti buoni incontri, no, che sono casuali. E che portano a buoni frutti. E lui mi ha detto che aveva questa mezza idea, ma non me l'ha neanche spiegata tanto bene, perché poi lui era uno di poche parole. Cioè, voleva vedere se avevi capito più che spiegarti. Lavorava così. Ecco, e quindi si diceva prima come è cambiata la chirurgia oculare, diceva veramente in maniera... In quei tempi c'era un solo trapianto di cornea. La cornea è un tessuto di mezzo millimetro di spessore e diciamo di 11 millimetri di diametro. Il trapianto era il cambiamento di questo tessuto, non negli 11 mm, insomma un po' più piccolo, 8-9 mm, ma tutto lo spessore. Adesso questa cosa sta quasi scomparendo, perché sempre più frequentemente quando si cambia solo lo strato che è malato, perché ci sono malattie che diciamo rovinano un solo strato della cornea, non tutta la cornea. Quindi questo ha creato dei vantaggi incredibili anche dal punto di vista chirurgico, del paziente, dei costi, perché adesso certi trapianti si fanno in day hospital, cioè quasi tutti direi ormai, con chirurgia, con anestesia locale. Mini-invasiva. Quindi con procedure mini-invasive, il paziente viene dimesso nel pomeriggio. Dopo aver fatto un trapianto. Dopo aver fatto un trapianto di tessuto. E quindi, capito, quando sono arrivato io, i pazienti venivano ricoverati in attesa della cornea. È vero. E venivano dimessi alcuni giorni. Sì. Ecco, è cambiato tutto. Quindi, tutto velocizzato. E questo ha trasformato anche il lavoro in banca degli occhi. Io sono stato fortunato. Perché? Cosa è successo? Perché adesso non prepariamo più le cornee, prepariamo i singoli stati del tessuto che il chirurgo deve usare. Perché se no fare delle preparazioni così sofisticate in sala operatoria sul tessuto sarebbe molto rischioso, perché se qualcosa va storto o là il paziente non ha più il tessuto. Si perde il tessuto. Cosa faccio? Mando a casa il paziente, questo crea quindi davanti dell'occhio è come una specie di archivio, comunque è una specie di un deposito molto sofisticato, la parola giusta, sì, dove però arrivano richieste che sono sempre più customizzate, quindi non arriva più la richiesta per la cornea, ma arriva la richiesta per il tessuto. Cosa faccio? Mando a casa il paziente, questo crea dei depositi molto sofisticato, dove però arrivano richieste che sono sempre più customizzate, quindi non arriva più la richiesta per la cornea, ma arriva la richiesta per il tessuto.
arriva la richiesta di una cornea fatta così, per un occhio fatto colà. Quindi sartoriale. Sì, poi è diventata una sorta. cioè, sì, sapendo sì. le problematicità del paziente, viene ricostruita, viene riadattata, perché poi ricordiamo che sono corpi che vengono donate, quindi Vengono donate un dopo po' la morte, da persone che ovviamente si ringraziano anche le famiglie che fanno questa assolutamente. scelta di donare le cornee appunto dei loro cari, per dare la possibilità a qualcun altro ovviamente di avere la possibilità di, insomma, di recuperare. Questo è fondamentale, se non ci fosse la donazione. Certo. Quindi è molto importante il discorso della donazione, ma immagino anche di tutti gli organi, nel senso che adesso c'è anche il caso eclatante di quel bambino poverino che in quel discorso del trapianto del cuore che è arrivato in quelle condizioni, cioè ci sono casi veramente a volte difficili che fanno star male, perché si pensa effettivamente che una persona ha perso la vita e un organo viene donato e poi non va a buon fine. È sicuramente una perdita non soltanto per il malato stesso, ma per la famiglia, per tutto, ma anche per i medici stessi. È una sconfitta per i medici, perché sono lì pronti, l'equipe è pronta, che non si riesce a dare quello che è il progetto di vita per il futuro. E per il futuro invece un'idea invece di altre cose che avete come, voglio dire, non so se ci sono ancora altre cose che verranno avanti, aspetta già un'evoluzione così importante, altri progetti futuri ancora più, forse, visto anche parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di tante cose, adesso non so quali possono essere altre evoluzioni su questo piano. Voi siete che ci lavorate solo, fate anche tanta ricerca, ovviamente penso che non vi fermiate mai, vede, che ho detto giusto. Ma ci fermeremo quando saremo obbligati a farlo, io dico sempre no, ci riposeremo, qualcuno mi dice ma non ti riposi, insomma. No, perché devo suonare. Preferisco divertirmi invece di riposarmi. Va bene. Forse questo è anche questo è lo spirito giusto per poi anche avere l'entusiasmo anche nel lavoro. Perché se uno, vero? Assolutamente. Perché se poi uno ha nella vita personale la possibilità di ripiegare con una passione qualcosa, poi trova anche lo stimolo, voglio dire, nella professione, che poi è una professione complicata, complessa, eccetera, anche, come posso dire, quello sprint in più per, che ne so, avere anche una sorta di anche predisposizione d'animo ancora più, voglio dire, possibilmente aperta, propensa, eccetera. Sì. Io sono pienamente convinta di questo, che quello che ci portiamo dentro anche come passioni poi ci aiutano anche nel lavoro, no? Nella routine del lavoro, ecco. Anche se ecco, io non è che coltivo passioni alternative perché mi devo riprendere dalla fatica del lavoro, non è questo il mio caso. E allora passiamo a quello che adesso abbiamo parlato, appunto, e ringrazio il nostro dottor Ponzini che ci ha spiegato bene questa cosa, che secondo me era doverosa, però ovviamente è anche qui per presentare questo suo. Non è il primo che scrive, no. Scritti altri. Sì. E ci porti questo libro dal titolo un po' particolare, che adesso ci spiegherai perché. Allora, il gesto dell'ombrello, che si vede già anche dall'immagine di questo, è un fantasma questo? Sì, è un quadro per la verità, ma è ecco. una sorta di fantasma. Sì. Allora, è edito da Castelvecchi e allora la domanda che ti faccio è questa, per quanto riguarda questo libro. Ho detto che ne hai scritti altri e da dove nasce appunto intanto la passione della scrittura? Dicevi per un discorso di da quanto tempo scrivi? Da quando ho cominciato a suonare. Allora da quando eri ragazzo? Sempre? Sì. Okay. Allora tutti, io penso, no, c'è una fase adolescenziale in cui tutti scrivacchiano qualche poesia. Ah beh sì. Ecco, la prima volta che ci si innamora, che ne so, oppure quando si comincia a soffrire bene, no? Ecco. Lo Sturmundrang, quella roba lo strazio, che Troisi descriveva benissimo, perché le lasciate di solo, se no non riesco a soffrire bene come devo soffrire. È vero. Poi
molti ne escono, ecco, invece io ci sono rimasto dentro. E per la verità io ho cominciato a scrivere perché scrivevo i testi delle canzoni, quando abbiamo messo insieme la prima band un po' scalcinata, facevamo roba nostra, eravamo anche convinti che fossero canzoni bellissime, e io scrivevo i testi. Poi abbiamo smesso di fare roba nostra lentamente perché abbiamo cominciato a esibirci sempre di più. E nei locali volevano roba conosciuta, non vogliono sentire... quindi le cover, sulle cover. Lentamente siamo diventati, sbagliando secondo me, una delle tante cover band. Però abbiamo suonato un sacco in questo Che cover modo. fa? Ma noi facciamo roba adatta alla nostra generazione, quindi molta West Coast, Eagles, Crosby, Stills Nash, Neil Young. Motorcycle Mama è il titolo di una canzone di Neil Young. Quindi per questo. E quindi io, quando non hanno più avuto bisogno di me come scrittore di testi, ho detto adesso cosa faccio? Quindi ho continuato a scrivere un po' poesie, poi racconti, poi ho scritto 3 romanzi in 15 anni, perché il romanzo è un'avventura lunga. Adesso sto scrivendo il 4º romanzo, ma siccome la sto tirando un po' per le lunghe, ho detto voglio vedere qualcosa, allora mi sono isolato dal romanzo e ho buttato giù questi racconti. E sono 10 racconti. 10 racconti, io ho detto Sono dai, 10 facciamo sta racconti roba. Ecco, io volevo chiederti, intanto volevo capire e spiegare ai nostri amici, che ce lo dicessi tu, perché questo titolo, cioè, ha un significato simbolico molto simbolico, o anche personale, cioè nel senso perché, allora, diciamo che e poi questi racconti hanno comunque un fil rouge che li lega tutti quanti, che adesso ci spiegherà, ti lascio la parola. Ma il fil rouge è la morte, esatto. Tanto per trovare un tema, però... La morte vista però da... Io credo che insomma intorno alla morte, allora, questa è la domanda più difficile per me. Allora, devo dire, io scrivo soprattutto con l'idea di tentare di intrattenere qualcuno, quindi io non penso necessariamente al significato. È chiaro che c'è un significato, a me piacerebbe tanto scrivere qualcosa che uno legge sotto l'ombrellone e sta bene mentre legge, punto. Poi mi è successa la disgrazia o fortuna di incontrare Curi e quindi diciamo io metto... Allora, spieghiamo chi è Curi. È un filosofo piuttosto famoso, esatto, no? Esatto. Allora è cominciato un gioco fra le parti che dura da una decina d'anni dove io scrivo e lui mi dice il senso di quello che scrivo. Perché dovete sapere che ed è molto interessante. Quando ho letto il libro dentro la prefazione di Umberto Curi, che caspita, c'è tutta legata alla filosofia, ho detto caspita, cominciamo con un libro veramente, poi invece in realtà i racconti sono un po' sono esileranti da una parte, sono divertenti ma tragici dall'altra. Tragicamente esileranti. Sì, hanno questa doppia valenza che vede la morte da 2 punti di vista, quello tragico e quello invece, diciamo così, più, non dico comico, però ci sono stati episodi comici, ad esempio, come quello dello scrittore che ad esempio si lascia morire per non farsi per fare un dispetto a quello che era la persona che scriveva al posto suo, cioè quello che era il suo alter ego in qualche maniera. Quindi c'è molto ragionamento all'interno di questi racconti che, seppur brevi e concentrati, sono molto concentrati. Un racconto deve essere concentrato. Certo, è come se fosse un corto, è un progetto film. Sì, sono dei corti. Breve. Potrebbero essere dei bellissimi corti, a livello cinematografico, ad esempio, qui tu vedi delle immagini che sono molto veloci, ma molto concentrate, dove arriva il messaggio chiaro. Tu capisci là benissimo questa persona che cosa intendesse fare di se stesso o rispetto ad altre cose. Quindi la morte è il fil rouge che li lega un po' tutti quanti, un po' un modo di vederla. E che lega anche tutti gli umani, voglio dire, no? Sì. Allora, ci sono 3 cose, dico. Primo, io credo che sia meglio parlarne piuttosto che fare finta di niente. Esatto. Perché il primo è far finta di niente non esiste, abbiamo tutti la strizza.
di questa roba, no? che ci tocca. È fastidiosa questa presenza che fa parte della vita. Io credo che parlarne sia meglio. E si può parlarne in due modi, ragionandoci sopra e quindi finendo a volte per spaccarsi la testa perché il ragionamento è molto complicato, oppure semplicemente raccontandola, come ho tentato di fare io, narrarne in vari modi, perché poi dalla narrazione possono nascere anche ragionamenti. Dipende poi da come uno vuole declinare la narrazione che legge. La chiave interpretativa però, io non penso che lo scrittore dovrebbe dare chiavi interpretative, ma insomma c'è questa frase iniziale, che è di un genio naturalmente, di Thomas Mann, che fa dire al suo personaggio della montagna incantata, che è il medico, è il medico responsabile del sanatorio, no? Che dice come si chiama, Castor, che è andato là a trovare suo cugino e dopo si ferma 7 anni e vede suo cugino morire, no? E il medico gli dice: guardi, conosco la morte, sono un suo vecchio funzionario, mi creda, la si sopravvaluta. Cioè non si preoccupi più di tanto, insomma, se vede suo cugino morire, alla fine insomma si muore, ma non dia troppa importanza alla cosa. Mi sembra straordinaria sta roba. Dai. E quindi il gesto dell'ombrello ci sta rispetto a chi? A cosa? Ma un po' nei confronti della morte. Però qua è nato anche un gioco, perché nel racconto, diciamo, il gesto dell'ombrello, che è un gestaccio, un gesto banale, mi sono così divertito a pensare a cosa potrebbe succedere se chi lo fa in una situazione strana, che invito a leggere, perché sarebbe brutto. Si capisce. E soprattutto lo fa una mente eccelsa, che abbiamo tutti riconosciuto essere una mente eccelsa, e quindi non può essere un gesto che nasce dal caso, cioè se lo fa una mente eccelsa deve avere chissà quale significato, e da là nasce tutta una storia che poi alla fine, vabbè, insomma, basta, perché sarebbe un peccato io ecco, quindi spoilerare. Sì, infatti io non andrei oltre, perché effettivamente penso che ci siamo coi tempi, non lo so, mi dica dalla regia. Dica la regia, perché ho perso un po', vado avanti, sì. E dico, a me è piaciuto molto, nel senso che ci sono dei racconti che, anche perché, allora, secondo me è anche una trattazione filosofica, come avevo detto sin dall'inizio. Lei mi ha detto, sì, diciamo che c'è qualcosa di, se si vuol vedere anche, per chi magari è interessato anche alla filosofia, questo può essere visto e essere letto anche come libro filosofico in qualche maniera. C'è una ricerca di senso. Ha una valenza filosofica. A parte l'introduzione fatta da un filosofo e che sceglie il discorso, anzi non sceglie, giustifica, diciamo, il libro come una serie di racconti, quindi quelli che sono, diciamo, i miti, piuttosto che il parlato, il logos, eccetera, e semmai di arrivare a parlare invece di miti, di racconti. Quindi sono dei racconti che io ti chiedo, ma quindi la morte va affrontata non più come un tabù, quindi ciascuno di questi personaggi sta finendo appunto la sua esistenza e ciascuno fa cose diverse. Quindi la mia domanda è, a questo punto, pensa che la gente che lo legge possa ritrovarsi o meno, oppure che non abbia questa concezione, diciamo così, semplice della morte e l'accetti, perché tutti ne abbiamo paura, come ho detto prima. C'è chi ne è particolarmente spaventato e chi invece ha una propensione come lei nel prenderla, diciamo, filosoficamente. Perché si dice sempre, no, questa frase fatta, la prendo con filosofia, forse lei la morte la prende con filosofia. In realtà c'è chi la prende anche molto seriamente, ne ha molta paura, ne ha molto timore, per i propri cari, eccetera.
A queste persone cosa risponde con questo suo modo di vedere? Lei poi tra l'altro è anche un medico, quindi motivo in più perché si trova tutti i giorni con parti, diciamo, di persone che sono morte, che donano qualcosa della loro vita per qualcun altro, per ricreare una nuova vita, cioè non per ricreare una nuova vita, ma per dare, diciamo così, una vita migliore a chi è in vita. Allora, come lo spieghiamo a queste persone questa cosa? Perché non è semplice, non è un libro semplice. Cioè, sembrano 10 racconti così spalmati, in realtà hanno veramente una valenza importante se uno li legge con attenzione. Mi scusi se entro, allora, però mi piace discutere con lei, perché io... È un tema importante. Allora, io di morti ne ho visti tanti perché il nostro lavoro, insomma, ci obbliga a incontrare le famiglie, ma io per tanti anni ho fatto anche i prelievi dei tessuti, insomma, quindi insomma, ne abbiamo viste di tutti i colori e quindi ho avuto modo di vedere i donatori, di vedere le loro famiglie e di studiare bene le storie dei donatori, che è importante per il percorso di selezione dei tessuti. Noi dobbiamo conoscere molto bene il donatore per garantire la sicurezza del tessuto. Ecco dove forse deriva questo concetto della morte, dove lei la vede. Può essere, e quindi, sì. Intanto vorrei dire, io insomma sono come tutte le altre persone, non è che io ho risolto il certo. problema della morte, no, la temo, certo. Insisto, preferisco parlarne e finché posso riderci anche sopra. Riconosco che è importante poi saper declinare tutto quello che sta intorno a questo tema, no? Perché la morte porta con sé la nostra paura della sofferenza, la angoscia per il distacco, quindi la perdita di una persona cara, o sapere che a un certo punto non vedrò più i miei figli, che però nello stesso tempo mi danno grande conforto, perché sono una manifestazione della vita che continua. Quindi ci sono tutti questi aspetti e anch'io li vivo, insomma, in modo uguale agli altri. Probabilmente ho imparato a fare un po' di scorza, perché insomma un medico non può, come dire, certo. Non a un certo punto isolarsi un po'. No. E costruire un po' di corazza, certo. Ecco perché sennò... dice io la tocco anche, voglio dire, quindi me ne rendo così, rispetto magari a una persona che fa un altro lavoro e ha un approccio diverso, quindi anche per questo forse la vive in una maniera... Sì, bisogna. C'è un detto inglese che mi piace, che dice, ma lo diciamo in italiano: se abiti vicino a un cimitero non puoi piangere ogni volta che fanno un funerale. Se fai un lavoro che ti porta certo. A contatto con la morte, devi trovare una modalità per trattare questo tema, perché sennò ti ammali e muori anche tu. O se no cambi lavoro. Oppure cambi lavoro. Certo. Quindi credo che questo sia un aspetto importante, quello di trovare la giusta distanza, e questo vale anche con i vivi, non solo con i morti. Quando si fa il medico, no? Bisogna un attimo trovare un equilibrio per stare in empatia col paziente, ma non soffrire come soffre lui, perché a quel punto chi fa il medico e chi fa il paziente di chi? Cioè, bisogna che il medico abbia... Questo è il discorso dell'empatia, perché io credo che non tutti i medici, adesso, io ho visto da poco un estratto di un film, non vorrei sbagliare il titolo, quindi non lo dico, però c'è un ragazzo, c'è un film degli anni 90 circa, dove c'è un ragazzo, anche un attore famoso, insomma, che va a fare un esame di medicina e il suo professore, molto proprio storico, gli dice: ti do 30, ma avresti meritato 28. E dice: allora perché mi dà 30? Per l'empatia, sto riparlando in romano, per l'empatia. Perché è giusto che un medico sia empatico nei confronti di sé. Io ho dato 27 o 28 a delle persone più preparate di lei, però semplicemente non erano empatici, erano antipatici.
E quindi quando si trovano di fronte a una persona che ha un disturbo, un problema, eccetera, e invece hanno di fronte un medico che empatia non significa per forza essere amico di questa persona, ma si crea un legame, quello che è fondamentale, che poi il malato va in cerca comunque, perché ha bisogno, perché ha paura della morte e sa che quella persona in qualche maniera lo può tutelare, lo può indirizzare a magari migliorare il suo stile di vita, la sua vita stessa, quindi dargli anche una speranza come nel caso vostro di recuperare la vista, altre cose, cioè ecco, siete dei punti di riferimento. Se manca l'empatia, io credo che... se manca l'empatia, me lo dica lei da me. Rinunci a una parte fondamentale della terapia. Ecco. Perché si può anche curare senza empatia. Certo, ma è un diverso. limite estremo quale può essere? Un chirurgo eccezionale Esatto. che opera un paziente in anestesia totale. Ha bisogno di essere empatico, ha bisogno di essere bravissimo, voglio dire, no? Però la strada che ha portato quel paziente sul letto operatorio è una strada che ha avuto bisogno anche di empatia, perché nella medicina come tentiamo di farla oggi, il malato deve essere accompagnato e deve essere consapevole della proposta che gli stiamo facendo, deve essere anche consapevole dei rischi che gli facciamo correre e li deve condividere, questo è il piccolo dettaglio, perché se non li condivide, siccome poi in medicina il 100% non esiste, quando le cose non vanno come speravamo, se siamo partiti da un malinteso, il malato farà molta più fatica, il paziente, a perdonarci. Certo. Soprattutto se facciamo errori, perché anche i medici fanno errori come tutti i bipedi che camminano sulla terra. Un anno difficile, qualche errore nella sua carriera, qualcosa che... Errori di diagnosi, sì. C'è una strategia importante su questo. L'empatia, adesso io non sono neanche forse l'essere più empatico che c'è sulla terra, ma insomma... Ci provo. Ci provo, sì, è più difficile di lunedì, perché siamo umani anche noi, ma voglio dire, dobbiamo far sentire non è che sia sta roba complessa l'empatia, no. Dobbiamo far sentire a questa persona che siamo dalla sua parte. Esatto. Questo è. Esatto. Quindi non è che io sono il luminare e tu non sai niente, questa è roba passata, esatto. È roba che c'è stata, ma sorpassata. Ci sono ancora dei sopravvissuti, esatto. Ma non funziona così. Tu della tua malattia sai molto più esperto di me. Sì, perché sei malato. La vivi, la senti. Io devo cercare di inquadrare questa tua esperienza in quello che abbiamo capito su questa cosa, per vedere se ci sono se posso fare delle previsioni, anzi prima una diagnosi, cioè se posso inquadrarla in un qualche pattern. Allora, hai il raffreddore, caro malato, bene, il tuo raffreddore è il tuo, non esiste un altro raffreddore identico al tuo, quindi tu sei tu quel tuo raffreddore, però esiste il modello di raffreddore, no, che ci dice che possiamo dirti che in 3 giorni guarirai, che consumerai tanti fazzoletti, ecco, che non avrai complicanze e che respirerai meglio molto presto. Ecco, ovviamente un raffreddore è tutto semplice, ma se abbiamo una grana, capito, dobbiamo intanto far sentire che ci mettiamo dalla tua parte, che cerchiamo di vedere la strada migliore per te, che cerchiamo di dirti che non siamo perfetti, quindi che sappiamo che le cose vanno così 6 volte su 10, ma non sappiamo se tu sei il primo, il secondo, il terzo, il sesto o quello in cui questo non lo sappiamo. Quindi bisogna essere molto onesti, Penso che sia un lavoro complesso quello del medico, veramente. È un complesso perché ha a che fare con gli altri esseri umani e l'essere umano è complesso. Certo che sì. E normalmente anche esigente quando si parla della salute.
Quindi non è che stiamo, che ne so, io, salute, no. vendendo un giocattolo, capito? Con tutto il rispetto, ma insomma le esigenze sono molto alte. Oggi i cittadini sono consapevoli, sono mediamente preparati. Allora, faccio una domanda in chiusura velocissima. È vero che c'è un'epidemia di miopia nei bambini? C'è una situazione, esula da quella che è... Però mi sembra di aver... Stiamo andando fuori tema. Sì, però... Mi boccerete perché... No, mi bocceranno lo stesso fuori tema. No, però mi interessa nel senso che siccome ho partecipato a un congresso e volevo da un oculista sapere perché, velocemente, è vero questa cosa che effettivamente ci sono sempre più bambini che iniziano prima con problemi di vista legati al fatto, ad esempio, dell'uso degli smartphone, dei tablet, tutte queste cose. È un'evoluzione che dovreste iniziare già ad affrontare. Ma la stiamo affrontando con tecniche sempre più anche facciamo 2 giornate dedicate alla miopia, mi pare l'11 e 12 aprile. Ecco, vedi che allora abbiamo anche modo di poterne parlare. Ma succede che da una parte dobbiamo anche stare un po' attenti perché i nostri bambini, che sono sempre meno, e quindi sono sempre più preziosi, siccome li studiamo sempre di più e li misuriamo in tutto e per tutto, ovviamente adesso vediamo cose che una volta la mia generazione insomma si tirava un po'. Quindi adesso c'è una precisione di diagnosi che quindi fa venire fuori dei numeri che sono più importanti. Questo è un aspetto. La miopia è un tema interessante perché siamo abbastanza sicuri che ha cause genetiche, quindi se ho entrambi i genitori miopi è probabile che io sia miope. E però ci sono cause ambientali / comportamentali. Quanto pesino non lo abbiamo ancora capito, però pesano. E uno di questi aspetti, e siccome la genetica non la posso modificare perché sono nato e i miei genitori non li posso cambiare, ma le abitudini e i comportamenti li posso modificare, su questi vale la pena di lavorare e non sono cose tutto sommato lunari, perché i bambini dovrebbero giocare di più all'aria aperta. E mi pare che sia banale dire che questo farebbe bene. Al di là della miopia, i bambini devono socializzare, non devono stare in camera chiusi a comunicare solo con i messaggi. E poi c'è un uso che facciamo ormai spasmodico del lavoro per vicino che aumenta, diciamo così, le condizioni strutturali perché si sviluppi la miopia. Ricordiamoci che noi siamo quelli di 100.000 anni fa che morivano prima di diventare presbiti. Certo. Io sono presbite. Noi non avevamo, tutti dopo i 45 anni siamo presbiti, ma l'essere umano non era nato per vedere da vicino, l'essere umano era nato per mirare e colpire con la lancia il leone per non essere mangiato. Certo che sì. Adesso le nostre abitudini sono cambiate, vogliamo leggere tanto, soprattutto leggere i miei libri. Ovviamente, eccolo qua. vogliamo lavorare di fino, vogliamo usare il video terminale, dobbiamo non esagerare, questa è la norma. Se la nostra vita si riduce a quello, è chiaro che il nostro organismo ha delle conseguenze, ma vale per tanti altri comportamenti, no? Vale per la dieta, se esageriamo di certe cose. Però siamo fortunati perché ci sono gli oculisti, gli oftalmologi che ci sistemano, ci fanno le lenti e tutto quanto, quindi andiamo avanti. Con le lenti si riescono a fare miracoli, perché riesco a vedere bene. A volte anche quasi miracoli, sì, davvero. Però diciamo che il tema della miopia è un tema importante e qua divento serio, perché se si può evitare la sua progressione si evitano molte malattie gravi che sono accompagnate, correlate alla miopia, capito? La miopia si corregge con gli occhiali, ma ci sono problemi gravi come la maculopatia miopica, il distacco di retina, la cataratta e il glaucoma che sono correlati alla miopia elevata. Quindi se evitiamo di arrivare se impediamo alla miopia di progredire troppo, lavoriamo per la salute dei nostri occhi. Questo è
Io direi di chiudere, ringraziamo il dottor Diego Ponzin. Grazie a voi. Veramente oggi ho tenuto una lezione, per me, devo dire la verità, sì, le ho fatto delle domande anche abbastanza impreviste, però è andata bene perché abbiamo innanzitutto scoperto molte cose e quindi anche del suo lavoro, delle sue passioni eccetera. E ricordiamo appunto che è presidente della fondazione della Banca degli Occhi del Veneto e abbiamo raccontato e spiegato come lavora e il lavoro fondamentale che fa per quanto riguarda il trapianto della cornea. Tornando invece a questo, che è il suo libro, lo proponiamo perché è molto bello, molto interessante, è un modo, come dicevamo prima, di raccontare la morte attraverso racconti semiseri, diciamo, ok, sono 10 racconti, e hanno anche un po' un taglio filosofico per chi è appassionato di filosofia, qua dentro ci può trovare sicuramente da pensare. Noi chiudiamo, ci diamo appuntamento alla settimana prossima, lunedì prossimo, sempre qui nello store della C Mestre, e per questo ringrazio ovviamente il presidente appunto della C Mestre Stefano Serena, Andrea Checconi Sbaraglini e Matteo Settimo, che ci danno l'opportunità di usufruire di questo spazio. E possiamo annunciare anche l'ospite della settimana prossima, oppure dovrebbe esserci, se è confermato, il presidente del Consiglio Comunale di Venezia, appunto Linda Damiano, che l'aspettiamo molto volentieri, e noi ringraziamo ancora il nostro dottore Diego Ponzin, che è stato qui con noi, che ci ha illuminato, devo dire la verità, con tante, attraverso la sua esperienza, ma anche con empatia. Grazie. Grazie a tutti e una buonissima giornata e un buon inizio di settimana.